con noi Marco Bergamasco, è un rappresentante del centro ittico di Rialto, è un pescivendolo, conosce molto bene i problemi della zona in cui lavora ed è qui per parlare soprattutto di degrado e di mancanza di decoro in una zona che invece è un po' il salotto della città, no? Certo, è un mercato storico che ha più di 1100 anni di storia. Io volevo sottolineare un problema che abbiamo da diversi anni, questi ragazzi africani e anche no, che vengono a elemosinare il mercato durante l'orario di lavoro. Che non sono un fenomeno nuovo, non sono No. gli accattoni, la vecchina o quello magari che è senza una gamba, eccetera, sono persone diverse. Non sono persone che si siedono a chiedere la carità, ma... sono bande. Sì. Praticamente girano in cerca di e fermano tutte le persone che passano e che sono anche magari ferme al banco e le tirano anche e puntano soprattutto ai vecchi e alle donne, e quella è una cosa che è veramente deplorevole. E disturbano la vostra... Disturbano molto, al di là del fatto che disturbano il lavoro, disturbano veramente anche per chi vede, per i turisti che passano, per la gente che viene al mercato per gioire di questo mercato così bello, eccetera, e vede anche questa parte di degrado importante. Ma incutono timore? Cioè chi dà loro denaro lo dà per paura? Normalmente sono dei bei ragazzotti che non sono ben messi e potrebbero veramente fare un gran lavoro. E sono di origini africane allora? Normalmente sì. Quello che più mi dà fastidio è che praticamente... abbiamo chiamato più di qualche volta i vigili, per esempio, per allontanare queste persone, e loro dicono che non possono fare niente, praticamente. E qui c'è un po', ti fa pensare, ci vengono a controllare sempre se siamo fuori di plateatico di 1 metro, e questi ragazzi possono fare quello che vogliono. E non sono ragazzi messi male, perché sono puliti, sono vestiti bene. Perché possono fare quello che vogliono? Perché sono senza fissa dimora? Perché non sono rintracciabili? Io non credo siano senza fissa dimora, credo che proprio questo sia il loro mestiere, sì. Magari abusivo, magari illegale, come vogliamo dire, però è il loro mestiere. Ma non vengono fermati dalle forze dell'ordine o non vengono riconosciuti? Non vengono mai fermati, perché sono anni che vedo sempre le stesse persone, quindi vuol dire che non vengono trattati male, oppure fermati, oppure multati. Ma non vengono riconosciuti come accattoni, perché magari non li vedono chiedere denaro? A me una signora, una donna della polizia locale mi ha risposto che se sono fermi in ginocchio, come si vedono tanti che chiedono la carità, eccetera, li possono mandare via, ma se camminano no. Quindi hanno trovato, diciamo, la formula giusta quindi vuol dire 2 pesi 2 misure, no? Cioè... Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Noi non possiamo sbagliare nulla, loro possono fare quello che vogliono. La Venezia è un po' così, ha queste contraddizioni, no? Ci sono molti venditori abusivi che diciamo che un'altra cosa che mi è saltata all'occhio incredibile è per esempio la Piazza San Marco, il Salotto d'Europa, dove se passi di notte, di sera, ci sono quei signori che lanciano i dardi e c'è la pattuglia che cammina, quando passa vicino si fermano, come si allontana ricominciano e non fanno niente. E sono sempre là, tutte le sere. Perché forse l'errore è quello di passare in divisa, dovrebbero passare in borghese, ma lo fanno anche qualche volta. Lo fanno anche, ma... sono sempre là, vuol dire che continuano a farlo perché probabilmente non gli fanno niente di male. E anche quelli che vendono, è successo poco tempo fa al Quadri che con il discorso degli stivali, che stavano per picchiare un cameriere del ristorante, e questo qua passa tutto così inosservato. Ma diciamo che le forze dell'ordine si difendono dicendo che non hanno una legge dalla loro parte, uno strumento per perseguitarli. Oltre alla sanzione non possono emettere, spesso le sanzioni non vengono pagate, no? Non spesso, mai non vengono pagate.
sicuramente. C'è anche un commerciante abusivo che ha raccolto qualcosa come migliaia di 50-60 mila euro di multa ecco, in evase. E quindi quelle non vengono mai pagate. Quindi voglio dire, hanno le armi spuntate, questo dicono sia Guardia di Finanza, sia Carabinieri, sia Polizia. Sì, ma non mi sembra una cosa corretta, nel senso, allora chiunque può venire qua a Venezia a fare quello che vuole, non ritengo una cosa giusta, anche perché è una città di tradizioni millenarie, di bellezze, eccetera. Questo è veramente brutto da vedere. È brutto da vedere o anche da vivere? Questo disagio come viene vissuto da turisti e veneziani? È brutto anche perché queste persone cominciano ad essere arroganti, quindi una volta sì, così, se li mandavi via andavano via, adesso non vanno più via, anzi vanno via, si mettono a ridere, anche ti scherniscono, poi ritornano e fanno la stessa cosa. Beh, speriamo che anche questo appello venga ascoltato da chi di dovere e speriamo davvero che riescano ad affilare un po' più le armi, no? Grazie, Speriamo. Marco Bergamasco. Grazie a voi.